Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro incontro mattutino di Confesercenti del Veneto Centrale e dal titolo Un caffè con, dedicato ai distretti del commercio. Oggi una puntata ricca, vedete già collegati i nostri ospiti. Questa attività vuole essere un momento per stare vicini a tutti gli attori del mondo del commercio, dei pubblici esercizi, e oggi siamo ospiti, diciamo, virtualmente, siamo a Rovigo e vorrei salutare prima di tutto il sindaco. Salve, sindaco Edoardo Gaffeo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Grazie della sua Anche presenza. se oggi dal punto di vista meteorologico la giornata non è bellissima, però insomma, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a lei e grazie di essere a questa nostra colazione assieme. Ecco, vi presento anche, abbiamo Giacomo Pessa. Salve Giacomo Pessa, manager del distretto anche della città di Rovigo. Ciao Giacomo. Buongiorno a tutti. Ecco, con noi poi abbiamo Roberta Bolzoni, che è una commerciante ma anche imprenditrice del centro di città, appunto, di Rovigo. Salve Roberta. Gigino De Stefani che ha un'attività nel mondo dello spettacolo, di quelli itineranti. Salve Giacomo, Gigino, tutto bene? No, tutto bene, tutto bene. Ecco, e con noi anche Michele Raisi di Confesercenti proprio della sede di Rovigo. Salve anche lei Michele. Grazie Ivan, buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno, grazie ancora a tutti di essere qui oggi. Vorrei fare un piccolo introdurre il sindaco, anche perché il sindaco mettiamo in questa trasmissione ovviamente prima, al primo posto la salute, quindi se ci può dare anche quella che è la situazione dal punto di vista sanitario a Rovigo e anche della vaccinazione. Sì, dal punto di vista dei contagi non sono insomma, non assolutamente drammatici. Gli ultimi dati riportano a livello provinciale nella giornata di Pasqua 27 nuovi casi di contagio, che sul totale della provincia sono un numero importante, ma sicuramente conferma il fatto che il Polesine è un po' inferiore rispetto a quello che succede in altri territori per vari motivi legati alla minore densità demografica e anche probabilmente insomma a una gestione oculata da parte dell'USL insieme ai vari comuni sul territorio. Per quanto riguarda la vaccinazione, abbiamo di fatto questa settimana concludiamo la vaccinazione delle persone sopra gli 80 anni. La percentuale che è stata raggiunta prima del weekend pasquale era attorno al 75%, con una certa eterogeneità a livello di comuni presenti sulla provincia. Il comune di Rovigo è il comune più popoloso e quindi i numeri sono più importanti. Noi ci siamo messi a disposizione come amministrazione comunale per supportare l'USL su un numero attorno ai 2500 over 80. Con l'aiuto dei volontari abbiamo consegnato tutte le lettere di prenotazione per la vaccinazione e fornito anche un servizio di accompagnamento per le persone che non erano in grado di recarsi presso i centri vaccinali. Per le persone nate prima del 1931 è prevista anche la possibilità della vaccinazione direttamente a casa. Entro la fine di questa settimana verrà terminata la vaccinazione, come dicevo, degli over 80, è partita poi la prenotazione per la classe d'età fra i 70 e i 79 anni. Ovviamente il vero collo di bottiglia in questo momento è la presenza dei vaccini. Dal punto di vista logistico la macchina ormai è perfettamente avviata, siamo in grado di andare avanti senza grossi problemi. La speranza è che non ci siano ulteriori intoppi sull'arrivo dei vaccini, che rappresenta il vero scoglio in questo momento, però insomma confidiamo sul fatto che anche a livello centrale siano in grado di governare questo processo e quindi procedere spediti alla vaccinazione dell'intera popolazione. Certo, è un po' questo, diciamo, lei diceva il collo di bottiglia che un po' in tutta Italia, in tutte le regioni si sente più spesso, ovviamente. Ecco, approfitterei di avere anche qui Giacomo Pes, appunto manager del distretto. Giacomo, ovviamente con l'amministrazione comunale Confesercenti ha un rapporto privilegiato, ma anche, diciamo, di grande sinergia proprio per aiutare non solo in questa fase pandemica, in questo caso i commercianti e gli imprenditori, ma anche per tutte le attività a favore appunto
non solo direi non solo del commercio, ma della città, che deve essere e va vissuta diciamo a 360 gradi. Beh, sì, in questo anno sfortunato l'unica fortuna, diciamo, è stata quella di avere il Comune di Rovigo, come altre realtà nella Regione Veneto, a disposizione delle risorse attraverso un bando dei distretti del commercio. E quindi, ahimè, queste risorse dovevano essere destinate a tutt'altre attività, cioè iniziative legate alla vivacità delle città, piuttosto che appunto a supportare le imprese in altri modi, logicamente. Grazie a queste risorse sono state dirottate a supporto concreto e reale alle imprese del centro. Questo ha permesso sia l'amministrazione comunale sia i partner del distretto, Confesercenti in primis, ma anche tutte le altre associazioni, dagli artigiani appunto alle associazioni locali, a mettere in campo delle attività molto limitate ma veramente di supporto. Il massimo che si poteva fare credo che l'abbiamo fatto. Adesso stiamo programmando le attività per questo primissimo futuro e per poi dare supporto allo sviluppo, perché dopo una prima fase appunto di, chiamiamoli anche noi ristori, alle attività, ora c'è bisogno di capire come fare in modo che queste attività si sviluppino nel prossimo futuro. Sì, Sindaco, parlavamo appunto di tutte le forze che sono riusciti a mettere in campo. Anche il comune di tasca sua, diciamo, ha preso delle iniziative durante tutto questo periodo a sostegno ovviamente dei più fragili e quindi anche delle attività commerciali. Beh, sicuramente abbiamo dovuto stravolgere il bilancio. In questo siamo stati anche aiutati dai maggiori trasferimenti provenienti dal livello centrale. Diciamo che in termini complessivi sull'anno 2020 tra minori entrate, maggiori uscite e contributi speciali, l'ordine di grandezza delle modifiche del nostro bilancio è stato attorno ai 5 milioni di euro. Di questi una parte rilevante sono stati trasferimenti verso le categorie più fragili, tra cui sicuramente le persone che si sono trovate in difficoltà a causa della perdita del lavoro, comunque una contrazione significativa dei livelli di reddito, a partire dai famosi buoni spesa, su cui abbiamo fatto un intervento da 400.000 euro nella prima fase. Abbiamo intercettato oltre il 50% del numero complessivo di famiglie, siamo nell'ordine delle 1.300 famiglie totalmente sconosciute ai servizi sociali, quindi questo dà un segnale plastico della difficoltà che una città non grande come la città di Rovigo ha dovuto vivere, e ovviamente questo viene amplificato in altre realtà più grandi delle nostre. E poi abbiamo messo in atto una serie di iniziative a supporto dell'attività di natura commerciale o comunque imprenditoriale, colpite dai vari DPCM con le chiusure, i famosi codici Ateco che ormai sono diventati addirittura vulgata comune, tutti sanno che cosa sono. È un po' come lo spread qualche tempo fa, che era diventato uno dei termini che ormai tutti usavano, anche se dal punto di vista tecnico nessuno sapeva prima che cosa fosse. L'ordine di grandezza in questo caso è attorno al 1 milione di euro, tra rimborsi tari in una prima fase, ulteriori contributi alle attività commerciali e imprenditoriali. Stiamo continuando, ci sarà una seconda tornata di questo tipo, insomma, l'ordine di grandezza qui attorno ai 250-300 mila euro su cui stiamo lavorando in questi giorni. Ci rendiamo perfettamente conto che è una goccia nel mare, lo sappiamo. Questa cosa ovviamente non ci rende né contenti né orgogliosi, perché quello che stiamo facendo è semplicemente un atto dovuto, però la situazione purtroppo è questa qua, quindi noi ce la stiamo mettendo tutta, le risorse che abbiamo cerchiamo di erogarle tenendo conto dei vincoli di natura amministrativa che in Italia sappiamo non sono semplici da superare, anche in una situazione come questa. Per dire, quando si parla di contributi alle attività di natura produttiva, anche i singoli comuni hanno dovuto iscrivere l'iniziativa che facevano al registro nazionale degli aiuti di Stato e verificare che ciascuna delle singole attività non avesse superato i 5.000 euro di contributi precedenti, perché sennò questo poteva configurare un aiuto di Stato. Cioè, in una fase come questa, diciamo, anche in una fase come questa, abbiamo dovuto in qualche maniera modellare l'intervento
sulla parte di natura amministrativa. Non è facile, mi rendo conto che questo può provocare dei ritardi che sono in larga parte incomprensibili per chi si trova dall'altra parte della barricata, però ripeto, noi ce la stiamo mettendo tutta. Certo. Ecco, e dall'altra parte della barricata, diciamo, ma ci siamo un po' tutti e ovviamente abbiamo i commercianti. Roberta, verrei da te anche perché appunto te vivi il centro con una tua attività, un tuo negozio e quindi hai il polso un po' di quello che succede nelle vie del centro della città. Guardi, che cosa posso dirle di diverso da quello che hanno già detto? Siamo stati colpiti da una cosa inimmaginabile e tutti quanti stiamo cercando di fare quello che possiamo. Io personalmente, io parlo della mia esperienza, ovviamente si corre tantissimo, si lavora molto di più per cercare di portare a casa qualcosa. Perché la situazione è ingestibile e non riesci a prevedere nulla, quindi fai fatica a fare l'imprenditore. L'imprenditore si fa anche facendo dei piani, no? Un business plan, cerchi di capire la stagionalità, come muoverti. Qui è tutto assolutamente, si naviga a vista proprio, no? È una navigazione a vista e questo non aiuta neanche dal punto di vista imprenditoriale perché ti toglie energie, ti sottrae energie, non sai più cosa fare. Quello che però posso dire è che io non perdo mai la speranza e la fiducia, soprattutto perché penso che la nostra città, nei suoi grandi limiti, perché è una città piccola, è una città che è cresciuta poco, è una città difficile, eccetera, abbia però dei potenziali pazzeschi e quindi credo che non si possa che fare di meglio, soprattutto nel nostro campo, nel campo del commercio, che non ha ancora ben capito come questa può essere l'unica, veramente la grande opportunità per riemergere come centro cittadino, come centro di eccellenza, come centro di servizio. Il negozio deve tornare a essere quello che era, perché non possiamo certamente competere con la facilità di acquisto che si ha con un telefonino dal quale ci stiamo parlando in un minuto, no? Noi dobbiamo proprio far tornare la gente nei negozi facendo capire che noi diamo un servizio, scusate il cane, il servizio e possiamo dargli la consulenza, che possiamo dargli quello che non possono trovare da nessun'altra parte, neanche al centro commerciale, che è anche un sorriso, che è anche una chiacchiera, che è anche un come sta, questo è fondamentale e purtroppo ancora non l'abbiamo capito e dobbiamo anche lavorare insieme perché non c'è altro modo in una città come Rovigo, non siamo a Milano, non ci sono le prerogative, le possibilità che ha una grande città, il richiamo che ha una grande città, però quelle poche cose che abbiamo, che sono Roverella, che sono Spero Rovigo racconta, il Festival Biblico, la Fiera di Ottobre anche nella sua, per carità, diversità di pubblico, dobbiamo giocarcele bene, ma dobbiamo giocarci tutti i giorni dell'anno, in sinergia, in sintonia. Questo secondo me è la cosa più importante, far vedere che siamo dei professionisti, non siamo dei bottegai e qui dobbiamo differenziarci. Ecco, io la vedo così. Ecco, io parlo personalmente, ho avuto la possibilità di venire spesso nel centro di Rovigo e devo dire che negli ultimi, non solo negli ultimi anni, insomma, anche la qualità sì, dei negozi, dei servizi offerti è veramente alta, quindi bisogna forse farla conoscere di più. Ecco, e quello magari è anche un compito anche nostro. Prima Roberta parlava di importanza di essere vicini alla gente, di dare non solo consigli, ma anche dare proprio un servizio a stretto contatto. Michele, verrei da te proprio per dire quanto appunto avere anche la sede pronta ad accogliere qualsiasi domanda è stato importante, ma lo era anche prima, ma soprattutto anche in questo periodo. Sì, assolutamente, nel senso che forse mai come in questo periodo abbiamo cercato di essere vicini ai nostri associati, ai nostri commercianti, ma a tutto il commercio della città, cercando di contatto personale, cercando di dare loro quegli strumenti e in questo, come diceva prima anche Giacomo, il CESCOT, il nostro ente di formazione, ha fatto un grande lavoro perché noi siamo partiti con una serie di iniziative, ovviamente con webinar, perché
purtroppo la formazione in presenza non era possibile farla, abbiamo dato delle pillole formative, poi siamo passati a veri e propri corsi di formazione proprio mirati per cercare di far crescere quella cultura di impresa di cui diceva Roberta prima, che secondo me è fondamentale per rilanciare l'attività del Comune di Rovigo. Un commercio che, come diceva Roberta, necessita e può e ha delle potenzialità. Noi siamo vicini, cerchiamo tutti i giorni di trovare anche delle modalità nuove, delle sinergie nuove anche con le altre associazioni, con tutti gli operatori che sono economici, diciamo. E in questo devo ringraziare il Comune di Rovigo, perché in questo, al di là del distretto del commercio, però abbiamo operato in sinergia, cosa che non è facile e semplice, perché ovviamente è sempre difficile un rapporto con l'istituzione, però devo dire che per il mondo del commercio il Comune si è speso notevolmente. Ringrazio anche l'assessore a commercio Bernardinello che è sempre pronto e disponibile. Insomma, direi che quello che noi abbiamo cercato di fare, non dico che è stato il massimo, però diciamo che è stato un lavoro importante e notevole, insomma, e stiamo proseguendo, insomma, anche nei prossimi giorni. Certo. Ecco, prima appunto Roberta Bolzoni parlava degli eventi che hanno sempre animato Rovigo e l'importanza che hanno questi eventi per far conoscere la città e quindi dare quel volano anche appunto a tutte le attività commerciali che ci sono. Ecco, abbiamo oggi come portavoce un po' di questo settore degli spettacoli Gigino De Stefani. Gigino, ci racconti un po' anche la tua esperienza e ci spieghi magari la tua attività. Buongiorno, intanto la nostra attività, la mia attività, Spettacoli Viaggianti, portiamo in giro per l'Italia, per Veneto, le varie province, divertimento, facciamo degli eventi tipo il Luna Park, come Rovigo veniamo 2 volte all'anno, facciamo la fiera di ottobre di Rovigo, facciamo il Luna Park di primavera. Anzi, io vorrei ringraziare anche l'amministrazione di Rovigo, che abbiamo il sindaco, che sono sempre stati sensibili al nostro settore, però adesso come tutti siamo messi così, siamo tutti quanti nella stessa condizione, che è già più di un anno che non lavoriamo e siamo veramente in difficoltà. Speriamo, siamo fiduciosi, siamo ottimisti, almeno io sono ottimista che cominciamo a riprendere al più presto, perché nel nostro settore siamo famiglie imprenditoriali, nel senso che noi è proprio il nucleo familiare che lavoriamo col nostro settore. Non è che abbiamo dipendenti, sono micro imprese che di solito vengono da generazioni e portiamo divertimento in giro per l'Italia, però adesso insomma siamo anche noi, come tanti altri, come tanti settori, siamo molto in difficoltà. Ci siamo tenuti le varie linee guida dei vari DCPM, insomma ci siamo attrezzati con i sanificatori e roba del genere, però se non ci sono i numeri, gli input giusti per lavorare, anche noi capiamo, non è che vogliamo per forza lavorare, capiamo la situazione, siamo sensibili vicini alla gente, perché siamo sempre a contatto con la gente, con il nostro lavoro, e capiamo le difficoltà. Però speriamo in bene, sono ottimista, anche se siamo veramente in difficoltà adesso. Speriamo, almeno questa stagione, anche in ritardo, di ripartire con le varie fiere, che abbiamo veramente bisogno, insomma. Speriamo, siamo fiduciosi. Grazie Gigino. Sindaco, con Gigino abbiamo toccato più di un aspetto, uno che è appunto il mondo degli spettacoli, e ricordiamo che a Rovigo, in questa zona, c'è uno dei distretti più famosi che ha l'indotto appunto dato dal mondo delle giostre, della produzione di giostre, che quindi sono quando questo settore rallenta, che non si possono fare spettacoli, penso che anche tutto l'indotto ne soffra e ci sono centinaia e centinaia di famiglie che operano in questo settore. E dopo appunto l'importanza del mondo dello spettacolo per tenere viva
e quindi degli eventi tutti, una città, e quindi fare innescare appunto un'economia anche legata al turismo o comunque a questi spettacoli. Ma io non posso che darle ragione. Io ricordo un momento che può non sembrare, ma in realtà lo è stato. È stato un momento drammatico, quello in cui abbiamo deciso di non fare la fiera d'ottobre del 2020. Fino all'ultimo secondo abbiamo provato a tenere duro e poi abbiamo dovuto arrenderci all'evidenza di una seconda ondata che stava cominciando a colpire in maniera importante. Poi abbiamo visto purtroppo quello che questa cosa ha comportato, e con un aumento del 50% della mortalità nel comune di Rovigo nel mese di dicembre, quindi obiettivamente non potevamo fare diversamente. Però ripeto, è stato un momento drammatico, perché il desiderio di tenere duro, di andare avanti, di dare la possibilità anche a queste famiglie, a questi imprenditori di lavorare era sentitissimo. Io mi auguro di non riviverli questi momenti qua. Lo dico per me in prima persona, perché posso assicurare che quest'anno l'ho sentito particolarmente anche dal punto di vista personale. È inutile nascondersi dietro un dito, insomma, è una situazione che abbiamo tutti vissuto in prima persona, ed è stato veramente un anno pesantissimo. Guardiamo al futuro con ottimismo. La campagna vaccinale, se non ci sono ulteriori intoppi, dovrebbe consentirci una riapertura progressiva ma continua di attività. Noi come amministrazione comunale vogliamo confermare tutto il confermabile. Già durante l'estate scorsa, prima dell'arrivo della seconda ondata, abbiamo cercato di fare di tutto per mantenere il calendario delle attività, e devo dire che il Comune di Rovigo, rispetto ad altre grandi città del Veneto, ha mantenuto tutte le attività. Tra la fine di agosto e la prima metà di ottobre la città effettivamente ha potuto contare su una serie di iniziative importanti. Abbiamo spostato anche tutta la parte che doveva essere fatta tra maggio e giugno, l'abbiamo spostata tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. È stato uno sforzo importante, però qualche risultato si è visto. Insieme al Distretto del Commercio abbiamo riavviato l'attività collegata ai giovedì sera durante il mese di luglio. Posso dire che è stato un successo. Cerchiamo di programmare. È vero quello che diceva Roberta, è quasi impossibile farlo in questo momento, però insomma anch'io voglio vedere, come diceva Gigino, il futuro con ottimismo. Abbiamo la possibilità di rimetterci in piedi in tempi rapidi, dobbiamo farlo, non è che è un'opzione, lo dobbiamo fare e basta, perché così non si può andare avanti, chiaramente. E quindi insomma, noi ovviamente per quanto riguarda la fiera stiamo già predisponendo tutte le attività collegate al bando, che dovrà uscire, normalmente esce per giugno, primi giorni di luglio. Anche l'anno scorso abbiamo dovuto fare un po' di adeguamenti per tenere già conto della possibilità di incrementare anche le spese collegate al piano di safety and security, che per una situazione come quella di una fiera in pandemia era effettivamente una cosa complicatissima da fare. E quindi insomma andiamo avanti e cerchiamo di portare a casa il massimo risultato possibile. Certo. Sindaco, una curiosità, c'è stata appunto questa Pasquetta, questi 2-3 giorni di lockdown in tutta Italia. I cittadini di Rovigo come si sono comportati? Ma i cittadini di Rovigo si sono comportati come sempre, si sono comportati bene, sono persone responsabili. È ovvio che a seconda dell'età poi anche i comportamenti risentono, come dire, del grado di maturità, ma è una cosa normale. Cioè che un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 20 anni tenda in maniera assolutamente naturale a stare un pochino più vicini l'uno all'altro è una cosa che è assolutamente comprensibile. Non possiamo certo pensare di impedire anche questi piccoli gesti che fanno parte della nostra quotidianità, anche se va segnalato il fatto che comunque bisogna fare il tutto con il massimo dell'attenzione. Non abbiamo avuto situazioni particolari, non ci sono stati assembramenti, i nostri parchi, le piste ciclabili erano frequentate ma in maniera assolutamente normale. I controlli ci sono stati, credo in maniera abbastanza discreta, come da sempre abbiamo cercato di fare, non solo come polizia locale ma anche insieme
alle altre forze dell'ordine coordinate nell'ambito del tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Quindi insomma, diciamo che questo weekend di Pasqua l'abbiamo superato senza grossi intoppi, tenendo conto anche del fatto che comunque il tempo facilitava, c'era un po' di vento forse, ma insomma comunque c'era un bel sole, quindi facilitava anche lo stare all'aperto. E adesso torniamo in arancione, siamo in arancione, quindi qualche piccola cosa in più la possiamo fare, però insomma è ovvio che abbiamo ancora un bel pezzettino di strada da fare e cerchiamo di farla quanto più velocemente possibile. Certo, qualcosa in più possiamo farla, diceva appunto il sindaco, perché appunto tutti i commercianti, adesso ovviamente guardiamo più questo settore del commercio e imprese, hanno sempre obbedito anche appunto in Rovigo a tutti i dispositivi, a tutte le disposizioni, tutti i DPCM, adeguandosi, e quindi diciamo la loro parte ovviamente l'ha fatta. Giacomo, si parlava di quanto sia difficile programmare, però ecco, Confesercenti riesce a star vicino grazie anche alla propria sede in città, riesce a stare e rispondere a quelle che sono le esigenze. Si riesce ugualmente a pensare a qualche evento in questa fine primavera, se non estate? Sì, nel senso che noi stiamo già cercando di riprogrammare appunto i giovedì sera con i negozi aperti, come diceva prima il sindaco, in quanto successo 2020 e comunque voglia anche da parte di consumatori di uscire, di restare fuori, visto appunto un anno e passa ormai di chiusure e di limitazioni, la gente ha voglia di. Come dicevo prima, noi stiamo lavorando appunto su questi due macro filoni. Il primo è la crescita professionale, l'aggiornamento sempre periodico delle imprese, perché l'impresa dinamica è un'impresa vincente situata in un centro storico rende il centro vincente. L'altro è appunto il centro di Rovigo. Il centro di Rovigo significa vivacità, significa essere attrattivi, significa far parlare di sé. Quindi anche grazie attraverso alcune iniziative come appunto i giovedì sera, noi vorremmo fare questo. È normale che è difficile programmare e quindi dire cosa faremo domani mattina è quasi impossibile. La strada credo sia quella della sempre più progressiva riapertura e quindi da adesso in poi credo che potremmo, grazie ai percorsi di condivisione e inclusione che tracciano il nostro essere a Rovigo, capire cosa si può fare nei prossimi mesi. Però la voglia c'è, i commercianti sono sempre pronti a mettersi in gioco, l'abbiamo visto sia durante la prima chiusura sia durante questo periodo che hanno inserito servizi sempre più innovativi e nuovi che prima erano impensabili, la consegna a domicilio, aggiornare i propri canali social piuttosto che siti internet, perché è lo spirito del commercio essere innovativi, anche se non sembra, perché restano sempre nel loro negozio. Ma questo non significa non essere innovativi e non provare a fare qualcosa di meglio e di qualcosa in più per i consumatori e per gli utenti delle proprie attività. Quindi noi ci siamo. Sì, certo. Roberta, siamo quasi in chiusura. Il commercio a Rovigo c'è e si fa vedere, e anzi avete sempre delle nuove proposte nei vostri negozi e aderite sempre a tutte quelle che sono le iniziative per renderli non solo più belli, ma soprattutto attrattivi. Ma guardi, credo che la carta vincente sia proprio questa, cioè di differenziarsi dagli altri. E quindi io sono sempre in movimento, insomma, chi conosce le nostre vetrine sa che cerchiamo di fare delle cose anche che vanno un pochino oltre, anche di provocazione, ma è giusto così, c'è un pubblico che recepisce certe volte, ma anzi molto spesso, lo dico sottovalutata, c'è un pubblico che cerca delle cose particolari e noi dobbiamo cominciare a fornirgliele, cioè dobbiamo capire che non dobbiamo aver paura di rischiare, perché comunque l'impresa è fatta anche un po' di rischio, non è che possiamo pensare di vendere sempre le stesse cose, proporre sempre le stesse cose, la gente gira, la gente soprattutto amplia le proprie conoscenze con questo piccolo strumento che teniamo oggi tra le mani, puoi andare ovunque, puoi vedere qualsiasi cosa e quindi molto spesso sono addirittura più preparati di noi commercianti, di noi operatori.
Quindi quello che dobbiamo fare è sempre, sempre, sempre continuare la ricerca, essere professionisti di quello che facciamo. Io la penso così e questo si vede anche dalle vetrine dai negozi che mi dispiace, ma devo dire che spesso sono al di sotto delle loro possibilità. Ecco, io vorrei tanto che tutti i colleghi si animassero di voglia di cambiare, di voglia di far vedere che cosa c'è dietro a quella vetrina e anche di tenerla illuminata. Molto spesso i nostri negozi in centro città alle 8 della sera sono spenti e la città spenta è una città morta. Bisogna avere un attimo il coraggio di dircelo questo. Dobbiamo non solo Confesercenti e Pesa sono stati bravissimi in questi mesi. Io mi sono collegata spesso con i webinar, con i seminari che sono sempre molto interessanti, ma abbiamo anche bisogno, diciamo così, della pratica, cioè di far capire a tantissimi commercianti che hanno ancora la possibilità di emergere con le vetrine, proponendo un assortimento diverso, con la gentilezza, con l'ospitare il cliente quando entra in negozio. Deve essere un'esperienza comprare in negozio del centro, se no non c'è motivo, se no sto a casa mia e mi faccio arrivare un pacco col sorriso, non c'è problema, ma anche il pacco di Amazon ha il sorriso, voglio dire, l'esperienza è comunque di accoglienza, di essere, quando uno entra in un nostro negozio deve avere voglia di tornarci, questa deve essere, secondo me, è la mia visione di esperienza in negozio. Ecco, tutto qua. Certo, grazie Roberta. Roberta parlava dell'importanza di tenere le luci accese. Gigino, le luci accese sono proprio anche il segnale dei Luna Park, della festa, dell'essere appunto tutti assieme. Ecco, quindi l'augurio appunto è quello che queste luci si accendano il prima possibile e che tutti assieme potremo rivivere questi Luna Park. Speriamo con tutto il cuore. Quando arriviamo noi, insomma, è un momento per la città, per la città, è un momento di divertimento sociale, portiamo divertimento alle famiglie, coinvolgiamo tutta la provincia dove veniamo, poi specialmente siamo orgogliosi del Luna Park di Rovigo, perché è un organico composto bene, organizzato bene, e speriamo di vederci più presto possibile, insomma, almeno il prossimo evento, tanto la primavera sappiamo che è saltata, era giusto così. Speriamo per la fiera, come diceva il sindaco prima, per la fiera di ottobre di esserci, insomma. Ecco, grazie anche a Gigino del suo intervento. Michele, ad aiutare a riaccendere queste luci o perlomeno a trovare quello che si può fare per almeno accendere queste luci e trovare tra i vari grovigli, magari anche burocratici, l'invito è stare vicini e venire a conoscere anche Confesercenti. Sì, assolutamente sì, anche perché noi abbiamo un vecchio slogan di Confesercenti a livello nazionale, che se vive il commercio vive la città, per cui è chiaro che noi abbiamo tutto l'interesse a far sì che la nostra città possa tornare ad avere quel ruolo che merita di città capoluogo. Le premesse ci sono, noi siamo pronti e siamo vicini ai nostri negozianti e siamo anche ottimisti perché, come ricordo una frase di Gandhi che diceva che il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente, per cui noi siamo vicini ai nostri commercianti, siamo pronti a riprendere quando le condizioni ce lo permetteranno a fare anche attività esterne che possono richiamare afflussi di gente importanti in centro storico, a fianco ovviamente del comune e delle attività che il comune sta portando avanti, per cui noi ci siamo pronti a riaccenderle anche domani mattina tutto quanto. Mi scusi, posso aggiungere una cosa? Prego Roberta. Avevo dimenticato tra le cose importanti culturali, insomma, la nostra città, insomma, il nostro teatro. Ecco, io abito in centro storico, amo la mia città, amo il centro storico e il teatro mi manca tantissimo, quindi insieme a tutti gli spettacoli che mi auguro possano riprendere prestissimo, anche per queste persone che veramente un anno di sofferenza, signor De Stefani, veramente ha tutto il mio sostegno e anche spero appunto di vedere presto il nostro teatro. Questo lo chiedo appunto anche al sindaco, ma so che anche lui le mani le ha ancora legate, ma ho visto che lo avete illuminato. Ho sentito con piacere che è uscita della musica da quelle finestre aperte, insomma
spero ben presto si apriranno anche le porte di questo magnifico teatro. Se posso aggiungere, approfitto della palla alzata. Sì, noi abbiamo fatto un lavoro importante e il direttore artistico durante questi periodi di chiusura ha comunque deciso di gestire, di far partire una programmazione di tipo digitale che ci ha dato anche parecchie soddisfazioni, quindi l'offerta di natura culturale del teatro sociale comunque è continuata. Ovviamente non è la stessa cosa che avere il teatro aperto. Noi ne abbiamo approfittato per programmare e partire con dei lavori di adeguamento di natura strutturale, che il nostro teatro aveva bisogno anche di una styling importante. Quindi abbiamo già trovato le risorse di bilancio e stiamo predisponendo tutte le attività di gara per riuscire a utilizzare questi mesi di chiusura forzata in maniera tale da portarci avanti e rendere il nostro teatro più sicuro, perché bello lo è già, però era necessario fare una serie di interventi su tutta la parte di areazione e questa cosa ha comportato un investimento importante da parte dell'amministrazione, cosa che abbiamo fatto e stiamo continuando ad operare in questa direzione. Con il teatro sociale, con il Museo dei Grandi Fiumi stiamo facendo un'operazione simile, quindi anche in questo caso approfittiamo della chiusura per fare tutte quelle serie di attività di adeguamento di natura strutturale che prima era un pochino più difficile fare. Quindi l'idea è, come sempre, cerchiamo di sfruttare anche le sfortune e quindi trasformarle in un'occasione per essere pronti a ripartire quando sarà il momento a una velocità doppia rispetto a quella con cui siamo entrati all'interno della crisi. Questo è un po' lo slogan che come amministrazione ci siamo dati. Bene, grazie Sindaco del suo intervento, e deve essere, penso, orgoglioso della società, visto anche l'amore con cui i cittadini, anche Roberta ovviamente ha sottolineato alcuni aspetti che fanno grande Rovigo, non solo per la città ma anche all'esterno, perché tante persone anche da fuori vengono, adesso parlavamo del teatro, a vedere appunto le vostre stagioni che sono veramente belle e ricche. Giacomo, chiuderei da te per fare un saluto a tutti quanti da parte appunto di Giacomo Pessa, che è il manager del distretto, e così ringraziamo anche tutti voi che seguite sia da casa e anche numerosi e gli ospiti. Giacomo, un saluto a tutti. Sì, è molto strano che chiuda io perché gli onori di casa solitamente li fa il sindaco, quindi la cosa mi spiazza. Comunque io non posso far altro che augurarmi che questa situazione cambi, perché Rovigo merita molto di più rispetto a quello che in questo momento stiamo vivendo, cioè poca gente passeggiare e poche persone che hanno voglia di uscire. Rovigo, io quando l'ho vista all'inizio dell'anno scorso, il primo mio mesi di mandato, che era dicembre, gennaio e febbraio del 2020, nonostante i mesi invernali, in piazza c'era gente, e a me le città piacciono vive e quindi voglio vedere Rovigo vivere. Con questo mi auguro veramente che nei primissimi mesi futuri questa situazione cambi, per appunto vedere questa Rovigo viva. Bene, grazie, quindi ringrazio il sindaco, ringrazio tutti quanti voi che siete intervenuti numerosissimi oggi. Grazie ancora, e appena possibile verremo tutti a Rovigo, e grazie ancora. Il prossimo appuntamento con il caffè di Confesercenti è per martedì prossimo. Grazie e buona giornata a tutti. Vi aspettiamo, grazie mille. Grazie.